Juniores si avvicina a Fetta Calcio contro Atletico Marecchia, stadio comunale di Secchiano, fa caldo, caldissimo e si comprende subito da queste battute iniziali, quando Marsiglia allo scambio con Mamoutai porta al tiro Miller, conclusione fiacca da posizione defilata che non reca problemi alla difesa ospite. Dal rinvio lungo proprio dell'estremo ospite nasce il pasticcio difensivo che porta a gol del vantaggio dell'Atletico Marecchia. Antonelli e Boldrini vanno a vuoto permettendo all'attaccante avversario di battere Germani e di depositare il pallone in fondo al sacco. Da una rimessa laterale appena 120 secondi dopo nasce il cross di Sacchetti, difesa ospite in bambola ed Evangelisti sotto misura e bravo e lesto a trafiggere il portiere avversario. Il Nova Fetta a quel punto diviene assoluto padrone del campo e trova immediatamente il sorpasso. Cerioni in maglia numero 9 è bravo a seguire l'azione del compagno ed infilare nuovamente il numero 1 avversario, trovando la zampata vincente. Il 3-1 nasce poco dopo con un tocco delizioso di Miller a scavalcare l'estremo ospite. Questo è il gol più bello del match. Primo tempo ricco di occasioni, la quarta rete dei padroni di casa arriva sul fine di prima frazione di gioco con un tocco sotto misura di Mamoutai. Ripresa da un rinvio di fondo campo nasce un'azione costruita perfettamente dall'Atletico Marecchia che non porta all'esito sperato, palla sul fondo, questione di centimetri, ma l'azione vale la pena davvero di vederla. Comandini per un attimo in panchina sistema il berretto, toglie gli occhiali per assicurarsi che non sia vero e poi li risistema nascondendo l'amarezza per una leggerezza difensiva di troppo. Bis ancora pericolosa da calcio piazzato ma nulla di fatto. Nel finale di gara altro errore difensivo dei padroni di casa, centrocampo Giovanni Balducci innesca il partner offensivo ma l'atleta manca di freddezza permettendo a Corazza di salvare sulla linea un gol fatto. Nel finale Atletico Marecchia è ancora pericoloso, questa azione che porta quasi gol, ma il legno superiore della porta nega alla formazione ospite di dimezzare nuovamente il risultato. 4-1 il risultato finale e a fine match Comandini non nasconde la propria soddisfazione. Sì, io ho detto ai ragazzi che loro sono a tutti gli effetti giocatori della prima squadra, io lavorerò perché loro arrivino in più numero possibile alla prima proprio a esordire. È logico che sarà un processo lento, magari coi suoi tempi, però il progetto della società è ambizioso e l'ho sposato pienamente e credo che i ragazzi stiano rispondendo per adesso alla grande a questa voglia di crescere. Io cerco sempre di conciliare le due cose e sto inculcando loro la mentalità dei giocatori, quindi loro devono sentirsi veramente dei giocatori della prima squadra, dovranno fare tutto in quelle 2 ore che giocano, non esiste null'altro che la partita. Durante l'allenamento si stanno impegnando con impegno, cioè proprio con la volontà di imparare e questa è la cosa bella. A livello atletico c'è qualcuno che è un po' indietro, però ci sono anche delle belle individualità e anche caratterialmente sono un bel gruppo.